Ci fate il pezzetto non bar. Così ne potevi. Se c'è facci e non vanno più in bar. Ma vi faccio come sono brutto. E come sono nobile di mezzo. Favorito, poi faccio consolato. Zia Teresa, buongiorno. Uè, ciao Salvatore. Come state? Io sto bene. E stamattina è dato un bello un problema di miei nipoti. Un problema dei vostri nipoti? Mi chiedono questo tutti i giorni. Hanno i suoi pizzette che si fanno in bar, e sai le pizzette piccole. Quella della pasticceria, diciamo. Hanno mi fatto, e già fa, a dicono no, No, è la da e accontentare. non la condanniamo. Metti mezzo chilo di farina, Mezzo chilo di farina, 300 grammi di latte, 300 grammi di latte, mettiamo 10 grammi di lievito, 10 grammi di lievito di birra, Sì. 40 grammi 40 grammi di olio, mettiamo un cucchiarino, di zucchero zucchero e e poi... poi dopo mettiamo il sale, perché solo con il lievito non cresce più. Ah, si impasta prima e poi si mette il sale? Sì. C'è chi lo fa col bimbi, c'è chi lo fa col piace frullatore. che in mano. A Zia Teresa piace con le mani. Sempre con le mani. Perché l'impasto lo deve sentire. Sì, ecco qua. Ora abbiamo fatto impastare un po', abbiamo fatto sciogliere il lievito. Abbiamo messo 2 cucchiarini e sale. 2 cucchiaini di sale. Ecco. E l'impasto è completo. Andiamo Sì, a... aspetta poco perché non erano cucchiarini lì. Ecco qua. Impastiamo per bene. E poi mettiamo poco a crescere. Quando lo mettiamo a crescere? Un'oretta. Un'oretta e mezza. Perché abbiamo messo tanto lievito, subito cresce. Sì. Abbiamo fatto, L'impasto. mettiamo a crescere un'ora e mezza. Ecco. Un'ora e mezza lo copriamo. Sforne fritte. E lo mettiamo davanti. Ecco qua. Zia Teresa, l'impasto è pronto? È pronto dopo 2 ore. Eccolo qua. Ecco qua. Andiamo a fare noi le facciamo pizzette? pizzette, sì. Facciamo delle palline. Sì. E le andiamo A mettere a schiacciare. Ecco qua. Zia Teresa, le pizzette sono le stesse, sono pronte. Adesso sto preparando per la con poche salsa. Stiamo preparando il pomodoro Ecco. sopra Così e un sto filo mettendo d'olio. Il pomodoro a crudo, giusto? Sì, a crudo. Zia Teresa, andiamo a Ecco qua. mettere il pomodoro sull'impasto. Sì. Salvatore, ma poi per 5 minuti per far riscaldare un po' che sta. E poi torniamo a mettere. Quindi Ok? andiamo al forno 5 Dopo minuti. 5 minuti e poi mettiamo un po' di provo e poi un po' di... Dopo mettiamo altro po' di salsa, altro po' di provola e andiamo di nuovo al forno. Ok. Zia Teresa, Ok. prendiamo le pizzette dal forno. Eh sì, perché mi hanno finito, Dobbiamo completarle Sì. e poi lo dobbiamo infornare di nuovo. Sì. Ecco qua, mettiamo un altro po' di salsa che è poco. Perché si è seccata nel forno. Sì. E Mettiamo- poi mi sa alla prima. Quindi mettiamo un altro po' di salsa. Zia Teresa, provola. Ecco qua, mettiamo la proprio per ciascuno. Ecco qua. Pezzetto di provola su ogni pizzetta. Sì. E poi mettiamo l'altra volta al forno. Un'altra volta al forno per 5-6 minuti E ci mangiamo. e le facciamo completare. Zia Teresa, andiamo al forno? E andiamo a finire e non vediamo. Eh, Dobbiamo completare adesso. Un ecco po' di qua. mozzarella, un poco a forno. Ci fate il pezzetto non bar. Così ne potevi. Se c'è facci e non vanno più in bar. Ma vi faccio come sono brutto. E come sono nobile di mezzo. Favorito, poi faccio consolato.